Ore 10:30, Palazzo dei Giganti, dietro questa porta c'è la sala della Giunta, qui si deciderà il futuro della città. Si sono appena riuniti il sindaco Marco Zambuto e i consiglieri comunali. Una sorta di consiglio comunale a porte chiuse voluto dal sindaco per provare a convincere gli inquilini di Aula Sollano a votare questa sera l'aumento alle stelle di IMU e addizionale IRPEF. L'unica strada individuata dall'amministrazione è quella della max stangata a carico dei contribuenti per salvare il comune dal sicuro dissesto. Il deficit oggi è di 23 milioni di euro, quasi 11 frutto di tagli da parte di Stato e Regione. È appena finita la riunione, Alfonso Vassallo, capogruppo dell'MPA, ecco, quale sarà la vostra posizione in Consiglio Comunale? Io sono un consigliere che è stato eletto dal popolo, il mio popolo oggi mi chiede di non aumentare le tasse, l'IMU sulla prima casa specialmente, e né tantomeno aumentare l'addizionale IRPEF comunale. Pertanto dico, io fino a quando a me non mi arrivano le carte in mano per poter valutare e vagliare insieme agli organi competenti come sta la reale situazione del comune, che oggi io non la so, per me non è chiara oggi la situazione del comune, quindi fino ad allora io voterò no. Gerlando Gibilaro, capogruppo di Grande Sud, ecco, come vi muoverete stasera in Consiglio Comunale? Noi come Grande Sud, già io l'ho specificato, andremo a votare questa proposta di delibera solo a determinate condizioni, che ci sia una programmazione politica seria tesa al risanamento e al vero rilancio del comune di Agrigento. Geraldo Alonci, qual è la posizione del PDL? Per quanto riguarda l'IMU è chiaro che noi siamo contrari all'aumento, l'ho detto anche in una conferenza stampa che ho fatto tempo fa, non bisogna mettere più le mani nelle tasche dei cittadini perché siamo tartassati veramente, non siamo per il dissesto. Prendo atto che c'è un dissesto politico che ha voluto Marco Zambuto, quello che faremo stasera lo decideremo nelle prossime ore. Angela Calvano, capogruppo del Partito Democratico, una riunione molto delicata, ecco, cosa sta emergendo e quale sarà la vostra posizione? È una bella patata bollente che questa amministrazione lancia tra le mani del Consiglio Comunale. Noi stamattina siamo qui, tutti qui, pronti a confrontarci, a discutere. E ho notato una grande volontà da parte dei consiglieri comunali, pur se in posizioni diverse, una grande volontà a cercare di garantire i cittadini, di garantire la nostra città e di compiere quella che è la scelta meno dolorosa. Cinzia Poleri, quale sarà la sua posizione in Consiglio Comunale? Ho un'apertura ampia verso il sindaco a patto che le cose cambino veramente nella gestione di questo comune e da lì dipenderà il mio voto.